Celebrata ieri la festa della Virgo Fidelis, la patrona dell'Arma dei Carabinieri, nella cattedrale di Agrigento, così come ha deciso il comandante, il colonnello Giovanni Pellegrino, considerata la riapertura della stessa dopo 8 anni di chiusura, e si inserisce anche nell'ambito della celebrazione dei 78 anni della battaglia di Colbert e la celebrazione della giornata dell'orfano, così come ha sottolineato il comandante nel suo discorso al termine della messa. La Santa Messa è stata officiata dal Cardinale Montenegro con la collaborazione anche del coro, che ne ha lietato lo svolgimento e ha visto la presenza di tanti carabinieri provenienti da tutta la provincia e di numerose autorità e rappresentanti di altri corpi militari, di diverse classi di studenti delle scuole medie e in prima fila anche la vedova del maresciallo Guazelli, barbaramente ucciso dalla mafia. Anche il cardinale Don Franco ha avuto parole di sostegno e di elogio all'attività dell'Arma nei confronti dei cittadini che fanno il loro dovere senza alcuna distinzione, in maniera equa per tutti, e sottolineando come spesso perdono anche la vita nel corso dello svolgimento del loro dovere. Al termine il comandante Pellegrino ha anche regalato a Don Franco la cosiddetta lucerna, che sarebbe il pennacchio rosso posto sopra il cappello del carabiniere che i carabinieri portano nelle divise ufficiali. Dopo 8 anni con la riapertura di questa cattedrale i carabinieri hanno espresso il desiderio di celebrare qui questa Santa Messa e per me è stato un onore e un piacere accontentarli, e avendo anche l'onore che a celebrare questa messa ci fosse appunto il cardinale Francesco Montenegro. È stato un momento molto emozionante di comunione con la cittadinanza, che è giunta qui molto numerosa accettando il nostro invito di condividere questo momento importante. Avete anche fatto un dono, che significato assume questo gesto? Abbiamo donato un oggetto che è rappresentativo dei nostri valori, una lucerna che appunto adorna la nostra grande uniforme e che nei suoi colori rappresenta i valori fondanti dell'Arma dei Carabinieri.